Via della Vitalba. Oggi vi vogliamo presentare questa bellissima casa completamente ristrutturata di recente. Ha di proprietà questo bel giardino e tutta una serie di pastini che si sviluppano qua sotto. Questa è la vista, è una vista da veramente eccezionale, quello che noi chiamiamo scorciomare. All'inizio abbiamo sul piano terra una zona living molto ampia, cucina vista e la sala che si apre con una doppia porta scorrevole sul giardino. Questo serve anche per dare maggior luce e soprattutto vista verso il mare alla zona giorno. La casa ha di proprietà anche un giardino qua sopra che serve per il parcheggio di 2 macchine. Qui abbiamo la zona giorno con tavolo da pranzo, zona living, caminetto perfettamente funzionante. Immaginatevi che bella questa casa anche d'inverno con la vista sul mare e il caminetto acceso. La cucina è spaziosa, anche questa. Ha un'isola centrale e si sviluppa su questa L completamente arredata e rimane nel prezzo. Da questa parte invece c'è una porta e qui accediamo al piano seminterrato dove troveremo una piccola sauna e una zona taverna. Questo piano ovviamente ha una ottima coibentazione, ha una temperatura costante quasi tutto l'anno e anche qui si offre a innumerevoli soluzioni. Oggi troviamo ancora tanti scatoloni perché i proprietari stanno traslocando. Comunque, la cosa importante da capire di questa casa è che anche se è nata con una camera da letto sola, qui in questo spazio può essere creato un disimpegno con una cameretta singola. Da questa parte qua abbiamo il bagno, molto grande. Abbiamo un box doccia per 2 persone, lavabo, WC bidet e una bella vasca d'angolo. Qua abbiamo ovviamente l'aria condizionata, l'accesso a questo balcone, più che balcone direi terrazzo, manca la ringhiera, proprio perché i proprietari vogliono lasciare la scelta ai nuovi acquirenti. L'esposizione di questa casa è perfetta, perché ha il sole praticamente dalla mattina fino al tramonto ed è protetta dal vento. Torniamo in giardino. Il giardino ha una buonissima dimensione e non comporta assolutamente tanta manutenzione da parte del proprietario. Penso che non ci sia niente di più bello che godersi la vista mare seduti in pace nel proprio giardino.